Giovedì mattina c'è stata l'inaugurazione della nuova sede della comunità educativa riabilitativa Antenna 112 di Marghera, Venezia. La nuova sede, che è sita in via Bottenigo 195, un edificio che è stato completamente restaurato con un importante investimento di oltre 2 milioni di euro, come ci raccontava il direttore Giocondo Leonardi, e la cerimonia è stata rappresentata anche dalla presenza del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, il neo prefetto di Venezia, dottor Darco Pellos, e in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Venezia c'era il presidente della municipalità di Marghera, dottor Teodoro Marolo, e per quanto riguarda la ASL 3 Serenissima, il direttore dei servizi sociosanitari, dottor Massimo Zuin. L'evento ha avuto tanti momenti molto interessanti, ci sono stati interventi di professionisti che hanno spiegato i passaggi, gli interventi che spingono gli operatori appunto per cercare di aiutare questi ragazzi a uscire dai loro disagi. E un altro passaggio molto bello che si è potuto assistere è stata sia l'intervento di una ragazza ospite che ha condiviso la sua esperienza e il cambiamento positivo che ha avuto grazie alla comunità, ma anche lo spettacolo organizzato appunto dagli operatori della comunità, un teatrino uno spettacolo intitolato È sempre colpa di nessuno, di cui vogliamo così, senza nulla togliere agli altri operatori, ma evidenziare il ruolo dell'operatore Lorenzo Soccoli, veramente un comico patentato, che oltre a far divertire tutti i presenti, le autorità, i genitori, i familiari e i ragazzi stessi, è evidente come diciamo con questa la loro passione per trainare questi ragazzi e coinvolgerli. Un momento molto importante. Ricordiamo che la problematica di questa stagione con tutto quello che si è passato, con il lockdown, tutti questi problemi, tanti ragazzi, tanti adolescenti veramente fanno molta fatica a uscire da tutta una serie di problematiche e grazie a questi operatori, a questa comunità che fa veramente un gran bel lavoro, e quindi complimenti a tutti. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.